Chi c'è? Sei arrivato Fabio? Ah! Guarda! Guarda! È arrivato Fabio! Vedo dei fari. O sono gli alieni? Sì, effettivamente è molto più fattibile. O è arrivato Fabio? Tieni cane, fai il prelavaggio. Guarda, guarda. Chi ha il camper con la lavatrice così? Che fa il prelavaggio? Cane, fai il prelavaggio! Ma quanto brava sei che fai il prelavaggio? Quanto brava sei? Cara signora! Chi che è qua? Ah sì, vai, prendi. Ciao Emi, ciao. Senti che profumino. Aspetta, serra qua. Qui, il tuo ristorante te lo metto qua. Perché ha lascia passare. La moquette per terra, no? Così se espande qualcosa non mi sporca tutto il camper. Però Italia, ne parlavo anche prima con Ezio, è un sogno per me sto camper per vivere e lavorare, è veramente un sogno. L'unica cosa che non mi sto per nulla trovando bene è la seduta della dinette, troppo morbida. Chi si arriva qua? Se Fabio! Si arriva Fabio! Però mi ha fatto vedere Ezio, vedrò con calma, molta calma un giorno, sai quelle seggioline, quelle che scarichi sulle ginocchia e stai dritto con la schiena, perché effettivamente lavorare così io mi distruggo, cioè ogni volta sono 50 euro di fisioterapista, hai capito? Non è il caso, preferisco spenderne 70 di sedia e basta, è morto lì il discorso. Allora Italia, il vero reality, no, ti ho spiegato tante volte come funziona, però c'ha anche un altro aspetto, ossia adesso dobbiamo andare con gli amici lì a cenare, io non ho voglia di fare i video, o meglio preferirei stare con gli amici senza fare il video, ok? Quindi non faccio il video, ok? Questo è il vero reality, ok? Cioè traduce in italiano la realtà delle cose. Dopo se per caso mi viene voglia di prendere la macchinetta e cazzeggiare, cazzeggiamo. Però, Italia, solito discorso, un fiore di fantasia, cioè prova a immaginare che arriva Fabio, qua Amorosa, le Marco, le Giovanni, le Michele Catana, qua Mugliere, tutti quanti e dopo famo a serata come al solito, insomma, Singano si è già ubriaco, si è già preso avanti e immagina la fine, insomma. Sì, vabbè, che qua il problema è capire, cioè mi sono segnato, ok, l'ora in cui ho buttato la pasta, cioè l'ho letta, il problema è che non me la ricordo. Mi hanno detto assaggia la pasta, sì assaggiala, è facile, cioè sui fusilli io no, intanto non mi piacciono i fusilli, ma secondo me è pronta, cioè io vado a tatto. Ok, quindi come funziona con la mia fighissima pentola? Gli rimetto il coperchio, occhio, tac, apro la porta, occhio, tac, poi guarda, avvicini le mani, guarda così, vedi si chiude da sola, tac, e basta. Ah, scotta comunque, forse perché sono stato sopra quest'altra pentola, non lo so, comunque uso le presine lo stesso, anche se c'è la plastica. Yeah, sono esperimenti scientifici sulle difese dei castelli. Eccola, sempre a pensare male. Porca miseria, è uno studio sulle difese dei castelli medievali. Cioè ragazzi, è una simulazione. Oh, Italia, buona cena, a dopo, a domani. O non so quando, insomma, dai. Come vuoi che prosegue la serata? Ti fan bere e non ti portano neanche l'amaro. Cioè, è nata questa cosa, no? E vedi, questa è un po' una tortura psicologica che ci ha infettato Marco Caldogno, Marco quel della doccia, che praticamente ci ha messo in testa che avevamo voglia dell'amaro, no? E siamo in 8 camper qua, nessuno che ha l'amaro. E litri di birra e litri di vino, nessuno che ha l'amaro. Quindi noi siamo con questa idea dell'amaro che ci martella la testa, non stiamo parlando d'altro e non riusciamo a trovare sfogo a questa nostra fissazione. Un po' come quella volta della pizza nei Cadini del Brenton, cioè sei in un luogo isolato dove non ci sono pizzerie, non puoi venire fuori e menzionare la pizza, cioè stai zitto, non dire pizza dove non si può dire pizza. È uguale qua l'amaro, quindi Italia è tragica, è molto molto tragica. Quindi questa puntata è una puntata abbastanza drammatica.
Sai, io sono qua che muoio dal freddo e Ezio è appena andato a fare il bagno nel torrente. Italia, di prima mattina. Un bisso rosso, guarda. Qua in te pianta, guarda. No, sta andando rosso. Guarda qua i bissi rossi, guarda. Ste robe, hai visto? Guarda, guarda, guarda. Ah, tu viste le borsette di Marco? Sì, ah, disgrazia. Guarda, guarda. Qui sì. Ciao bella. Tu punta i cagnetti? È tutta la città. Ah, Che ha detto mi sbaglia, non mi vuole. Sto qua che sta a giocare, ma niente. non mi lascia montarlo. Ah, Cioè, va per i fatti suoi, no? Sì, quella è lì Non che cazzo. i cavoli suoi proprio. Da Zoe teniamo le distanze per la meglio. sicurezza, Ceri, dove stai per la nostra andando? sicurezza. Ce ne sono due, È via. passato a... ha portato sul serio la legna. Legna. Porco cane. È passato a Fabio ieri sera, c'è una cassetta per uno scatolone. Ciao Fufu inrabbioso. No, siete sempre molto inrabbiosi, siete molto inrabbiosi. Tanto inrabbiosi. Molto incazzosi. Sei sempre incazzato? Sei incazzato col mondo? Ciao bionda. Ti ho trascurato. No, pian piano te paga fra tutto. Ciao. Bella snappona. Sì, lei che sì, avevo bisogno del bagnetto, giusto? Sì. Sì. Vedi, il suo modo di appoggiarsi così è il ciao. Adesso gli sta dicendo ciao. E gli sta dicendo ciao bella. Ma la Zoe ha un caratterino che se tu tipo le dai una schiaffetta, eccetera, iniziano le baruffe. Buona giù. Oh, no ste robe. Guarda. Aia, oh. Zoe? Perché mo dar morseghetti come il CP? Guarda. Noi. Guarda l'Italia che è qua sopra, guarda, vedi? Tazzi che il drone l'abbiamo già fatto volare, va là nelle nuvole, hai una super poiana. Guarda. Non la vedo in GoPro, sto seguendo più o meno le nuvole che segue lei. Ciao Fabio! Ciao! Boh, Italia che bello, di prima mattina, perché sono tipo le 10:30, no? Quindi è prima mattina, no? Abbiamo fatto il corso ieri dei significati di prima mattina tradotti in singanese, senza fumare, passeggiare qui in montagna, testimoni loro che non ho fumato solo ieri pomeriggio perché eravamo in compagnia a bere l'aperitivo. E anche ieri sera. No, dopo di ieri pomeriggio ho fumato anche la sera. Cazzo, sono un tossicomane, quindi se io far tanto il figo alla fine sarà passato tipo 10 ore che non fumo. E la passo come una roba tutta salutare, no? Come... Esatto. Porca miseria, va che sono terribile. Ciao cane, ciao, sì, non ti ho abbandonato, ti ho andato col Giovanni perché Giovanni vuole fare il giro con te, ma io sono felice perché così la ho comunque sott'occhio e... Esatto, ma è libera per fare memonaie. No, che forse dopo c'è solo sole e non c'è ombra, quindi aspettiamo gli altri qua secondo me. Senti. The sound of Usai. Maestro? No, sei timido. Che bello l'Italia, cioè alla fine è stato quasi un raduno, insomma, siamo in 8 camper, 9, quanti siamo? Accidenti. Bello. E siamo anche in tanti impavidi che pensano, che credono di potercela fare e arrivare a piedi fino alle pozze smeraldine. Vediamo chi ce lascia. Esatto. Guarda qua, Emi. Guarda. Un tuffo da qua, Yuri, Fammi vedere? No, lei sa, sì. No, impressione, non lei sa sì quello. No. E che noi arrivare per una roba del genere invece. Sto pensando, sentierino. Figata. Mi c'è un burrone alla morte. Che bello.
che figata, è sempre bello Tramonti ragazzi, è sempre bello. Se vuoi la verità, se vuoi una bugia no, fa schifo. Oppure è bello dal lunedì al venerdì e il weekend no? Siamo in diretta TV. Sì, vi facciamo vedere come si cammina. La camminata della ragazza di Suits Di Suits, che è una serie TV che danno su Netflix. Ok. C'è che la musichetta sotto, c'è una figata sta roba. Perché poi, cioè, il bello è del braccio che fa così, ma che va coordinato con la testa, quindi. Tutti, prova. Toccati. Ecco, tu. Le lezioni di camminata ti sono state gentilmente offerte da Francesco. E qua ci voleva la sigletta tipo pimpirimpi, cioè qualcosa di tuo, dopo, no? sì, dopo. Ci lavoreremo in Italia. Che bello, che bello, che bello, che bella la montagna. Italia che non fuma, respira. Occhio, concentrati, fai. Ah, senti che ti senti poi i drogati quando tirano di coca, no? Ma sul serio, respira veloce e a fondo, proprio a fondo, vai, occhio, vai. Ma cattivo proprio, e ti senti tutto, No, ma veramente, no, che dopo ne pensa. No, è solo ossigeno, non c'è altro. Boh, Italia, adesso questo sentierino si chiama Percorso del Sole, che col sole che c'è oggi forse non è stata neanche una cosa molto furba, però forse l'avevo già fatto, perché dove abbiamo fatto quelle fotografie di quel camper 4x4, no? Quel man degli austriaci con i Singani Van Dogs Nomads, quindi pensavo io, se loro sono arrivati lì con quel camion vuol dire che c'è una stradina che porta fin là, e se c'è una stradina che porta fin là magari questa stradina porta alle Pozze Smeraldine, quindi ci facciamo il percorso in un po' di wild. Cesco, vai con la GoPro qua. Sono la batteria scarica. Ne vuoi una? Va che bello. Italia, cioè quando hai una certa età, quando ne hai viste tante, non dico tutte ma tante, il wild ma non troppo è l'apice della bellezza e della goduria, hai capito? E questo è il wild ma non troppo, ossia i camper sono in un luogo sicuro, con la quiete e tutto quanto, non siamo su burroni della morte, cascate, canyon particolari, ma contemporaneamente ci pinciamo, tradotto, ci godiamo comunque il panorama, no? Panoramation per gli amici inglesi che ci seguono. Oh,